Ben ritrovati e buon fine settimana, ancora Radio in Guest, ancora con un nuovo ospite. Oggi si parlerà di cucina, si parlerà di un'accademia, di un nuovo progetto che è nato in Friuli Venezia Giulia, che farà parlare molto di sé. Siamo insieme con lo chef Kevin Gaddi, che saluto e ringrazio per essere qui in Radio in Guest. Ciao Kevin, benvenuto. Ciao, grazie mille Igor per avermi chiamato in questa bellissima trasmissione. Kevin è uno chef, però si occupa anche dell'organizzazione dell'Accademia del Gusto. Prima però di parlare di questo ruolo, di questo tuo nuovo ruolo, parlaci un po' di te. Chi è lo chef Kevin Gaddi o chi è Kevin Gaddi? Allora, Kevin Gaddi è fondamentalmente uno chef friulano. Sono nato a Udine, ho vissuto tanto tempo a Real del Royale, adesso mi sono trasferito per ovvie ragioni a Manzano. Ho lavorato in vari ristoranti del Friuli e non, ho viaggiato un po' per un po' di passione culinaria, un po' anche per lavoro, per imparare le nuove arti della cucina. Ad oggi sono uno chef che collabora alla Casa Rossa Bistrò di Terenzano del Friuli. Mi sono specializzato nella cultura del pesce, specialmente del pesce crudo. È un argomento che mi è molto piaciuto fin da piccolo e ho portato avanti, e sono riuscito nel 2019 ad essere il primo sono arrivato primo classificato under 30 in un concorso che è stato fatto a Rimini. Adesso nell'ultimo periodo del lockdown sono finito con le mie ricette dal web che mi ero creato su Striscia la Notizia nel periodo di aprile. E adesso a settembre la Rai con il programma Filo Rosso mi hanno contattato per farmi una storia su di me, e sono andato molto volentieri con mio papà, con i miei familiari. Insomma, hanno creato quello che è stato veramente Chef Kevin Gaddi ad oggi, ecco. Molto bene, a un certo punto hai trovato nella tua strada, nella tua carriera, un ruolo che magari non ti fa stare sempre dietro ai fornelli, più un ruolo dirigenziale, organizzativo, che è l'Accademia del Gusto. Certo, l'Accademia del Gusto è stata un'occasione, è stata un'opportunità, ed è tuttora un'opportunità, ma non solo per me, ma un po' per tutto quello che riguarda la cucina del Friuli Venezia Giulia e non solo. Spiego molto brevemente. L'Accademia del Gusto è una scuola di cucina molto rinomata, anche se siamo partiti da poco. Perché è la seconda scuola in Italia, più grande in Italia, privata, nel senso che noi dentro di noi c'è insediato lo IAL, che è la scuola di cucina, oltre allo Stringer, al Civifor, che sono qua in Friuli Venezia Giulia. I ragazzi di prima, seconda e terza di sala di cucina vengono a fare lezione direttamente qua a Citafiera. Ma oltre a questo noi facciamo dei corsi per professionisti, dei corsi di aggiornamento, ma dei corsi anche per persone che si vogliono avvicinare a questo bellissimo lavoro che è la cucina, oppure una bellissima passione in casa. Detto questo, ci sono molte sfumature di questa grandissima azienda, perché dentro qui si è insediata la Federazione Italiana Pasticceri, quindi la Federazione Italiana Pasticceri, la sua sede non ce l'ha più dove era prima, ma bensì è insediata proprio qua in Friuli, e secondo me anche proprio per la regione è un'opportunità valevole. Se pensi, Igor, che abbiamo il campione del mondo della pasticceria, che è Roberto Lestani, che è friulano. Vediamo che sei all'interno dell'Accademia in questo momento e ti trovi appunto nel centro commerciale Citafiera. Come mai questa Accademia è stata scelta, la sede dell'Accademia è stata scelta all'interno del Citafiera di Martignacco, tra l'altro uno dei più grandi centri commerciali d'Italia? Ma guarda, l'idea è stata fatta da Daniele Piccoli, che è il presidente dell'Associazione Friulana Cuochi Udine, e da tutto il loro CDA principalmente. Loro serviva una struttura grande, dovevano fare una cosa grande per questa regione, e dove non farla se non nel più grande centro commerciale che c'è in regione e in Italia, ovviamente. Qua dopo loro si sono parlati con Bardelli, con il signor Bardelli, hanno trovato un accordo, e ad oggi siamo qua ad esattamente un anno di distanza dalla stretta di mano che si erano fatti. Hanno realizzato questa bellissima realtà.
che ripeto è sì dentro un centro commerciale, però vi invito veramente a venire a vedere cosa è stato creato e cosa vuol dire Accademia del Gusto FVG. Ecco, ricordiamo che l'Accademia si trova nella zona nuova del centro commerciale, al primo piano, quindi quando vi capita vi invitiamo naturalmente ad andare a visitarla. Hai parlato di iniziative e di eventi. Quali sono gli eventi dell'Accademia del Gusto nei prossimi mesi? Guarda, allora noi siamo già partiti con dei corsi nel mese di gennaio, fine gennaio, quando l'Accademia è partita. Potevamo fare i corsi ugualmente anche avendo c'è questa problematica del Covid, essendo 12 postazioni completamente autonome, dove lo studente viene completamente autogestito, c'è un protocollo Covid che noi seguiamo attentamente e quindi possiamo fare la lezione. Detto questo, che è un piccolo particolare, però ci tenevo a dirlo perché magari tante realtà purtroppo non possono farlo per i vari spazi, per varie ragioni. Noi siamo fortunati in questo e possiamo operare. Detto questo, noi siamo qua, adesso avremo l'8 di febbraio un corso di sushi che è già andato a sold out e quindi abbiamo già rimesso una data in programmazione, ma poi abbiamo un grande evento che è il 26 febbraio che sarà l'inaugurazione, però solo per i giornalisti, perché non si può creare assembramenti e c'è sempre questo problema da autogestire, quindi Certo. preferiamo fare un evento per i giornalisti per far capire alla gente, anche non essendo presente, cos'è Accademia, e quindi creeremo tutta una serie di informative apposta per far capire alla gente da casa senza essere presenti. Avremo il nostro numero uno in Italia, Bruno Vanzan, il famosissimo barman che ha fatto tanti programmi televisivi, per cui anche la prova del cuoco e quant'altro, e che sarà qua a tenere un corso di 6 ore che uscirà fra pochi giorni, quindi Igor te la do in anteprima questa cosa qua a voi di Radiant Guest. E poi ogni mese ci sarà un corso master dove ci saranno vari personaggi che verranno qua e faranno i corsi e poi saranno a disposizione del centro commerciale Città Fiera. Bene, quindi la gente comune che ha la passione, che si trova a casa, che spadella, passami il termine, e Esatto. si diverte a casa, può venire da voi e imparare. Si iscrive a un corso piuttosto che un altro. Hai parlato di pasticceria, hai parlato di sushi, hai parlato di pesce, hai parlato, immagino ci sarà anche la carne, hai parlato anche di un barman, quindi non è soltanto, da quanto capisco, non è soltanto ristretto soltanto al mondo della cucina, ma veramente un food a 360 gradi. Ti faccio un altro piccolo esempio. Noi avremo la sala bar che faremo anche dei corsi schiumart, si chiamano, dei corsi dove si possono disegnare sopra al cappuccino, se hai capito. Ecco, noi faremo tanti corsi un po' particolari, faremo anche corsi dei sommelier perché abbiamo la FISA dentro, abbiamo tante cucine etnica, cucina indiana, cucina messicana, andremo a valorizzare i prodotti della terra con i nostri partnership, quindi è un insieme di aziende che si sono insediate all'interno della nostra accademia per sviluppare un grandissimo progetto, ma sempre restando alla professionalità, perché tutti i nostri docenti sono iscritti alla Federazione Italiana Cuochi, sono professionisti. Noi rilasciamo ad ogni corso un attestato, oltre al grembiule, alla bottiglietta dell'acqua, tutto quello che è anche quello che producono è vero e proprio durante il corso, se lo possono portare a casa ad assaggiare e a portare a casa ad assaggiare ai familiari, quindi è un corso a 360 gradi. Quindi un'Accademia del Gusto, food and beverage, veramente a 360 gradi al Città Fiera. Immagino che questa accademia abbia molti collaboratori e così andiamo anche a salutarli e a ringraziarli per dopo salutarci anche io e te. Certo, allora innanzitutto voglio ringraziare il presidente Daniele Piccoli che ha avuto questa, lasciami passare il termine, genialata di creare questa bellissima accademia. Lo saluto e lo ringrazio anche per l'opportunità che mi ha dato a me di collaborare nell'organizzazione dei corsi, perché comunque è una grandissima occasione. Ringrazio il Città Fiera perché comunque siamo riusciti ad avere questi spazi e grazie al signor Bardelli e a tutto il loro staff.
niente, per il resto ringrazio anche la Federazione Italiana Cuochi che ha fatto un grandissimo, ci ha dato una grandissima mano, perché comunque sia avere la Federazione Italiana Cuochi e la Federazione Italiana Pasticceri è un motivo di orgoglio per noi. Quindi questo mi sento quello che mi sento di ringraziare. Poi tutto il CDA chiaramente dell'Associazione Cuochi Udine che fa parte di questo progetto, e non dimentico sicuramente le famosissime Lady Chef che fanno parte anche loro di noi. Ringraziamo lo chef Kevin Galdi dall'Accademia del Gusto del Cita Fiera di Udine. Grazie mille a te Igor, e grazie a voi per la bellissima trasmissione che avete Radio In Guest, e ci vediamo alla prossima e vi aspetto qua all'Accademia del Gusto.